La gioia dei bambini delle scuole elementari di Marchesane. Festeggiano i 100 anni di Santo Lunardon, l'alpino reduce che tante volte abbiamo intervistato anche nei nostri telegiornali, con i suoi racconti di storia vissuta, la guerra, la prigionia nei campi di concentramento, il momento più buio della sua lunga vita. I 22 mesi di prigionia che ho fatto in Germania dai tedeschi, lavorare a botte e voleva uccidermi. Ma io gli ho detto a questi capoccia, gli erano i comandanti, voglio andare a casa a vedere mia mamma. Momenti difficili, la voglia di rivedere la mamma e i ricordi di una vita che ha visto anche tanti momenti belli, soprattutto durante gli anni leggeri della giovinezza. Era il momento più felice era quando che avevo 18 anni, che andavo in bicicletta di giorno e anche di notte. Bicicletta pedai, sai. Oggi, 18 settembre 2019, Santo tocca quota 100, un secolo di vita. È grande la sua felicità. Il cuore sorride, non che lo dica per dire, ma col cuore, che dico che ho avuto la fortuna di arrivare fino a questa età, mai stato all'ospedale. I palloncini, i fiori, i regali, la musica. Per l'occasione sono arrivati anche il sindaco Pavan e l'assessore Andrea Viero. Stamattina ha ricevuto anche la visita dei vertici dell'associazione Combattenti e Reduci. La felicità è immensa, è immensa, 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 immensa. Felicità che non posso dimenticare. Complimenti Santo e tanti auguri. Grazie tante, grazie mille, grazie.